Hanno fatto una manifestazione innanzi del Tribunale di Nugoro per protestare per le difficoltà di chi cada dia sono costrintos a baiulare. Sono i dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio in su Tribunale in sa Procura di Nugoro che oggi hanno fatto prima di medar di de protesta. Allo decidere sono stata sa rappresentanza sindacale su 23 de Sant'Andria che oramai si struttura non si può più abitare. Prondamento vario una paia caselencu erlongu mancata sabba in so servizio igienicoso. In sos archivios esprenu desorichese, su riscaldamento non funziona, tagai comentesos ascensorese, s'impianto elettrico e sasi scalas non sono a norma, sos arredos sono vezzoso iscancaraoso. E procussus as RSU ammentano che s'assedese desorzuzzer de pache sono tancadas e sos arredos chi bivini in intro sono novoso, si viene a poter impreare in tribunale. Su problema cantu parete este a che lo stramudare, ca asa tramuda de adde per essere in garrigo su comune sede desufficio giudiziario e duncasa de Nugoro e no che bat un ateru problema su Ministero della Giustizia da una paia de mesi a centrausa gestione desa manutenzione e sa manutenzione desu tribunale noi sprusi in garrigo desamministrazione de Nugoro a bieri stamusu. In sa questione desistabilizzazione desos precarios des ente forestas, chiarmananda da innanti sa regione interveniti che in una nota Giuliano Sanna, assessore a agricoltura, che va veddata desubandu ube risultata che in su territorio comunale giun previdias ad oichi stabilizzazione dese iare in sostraballadores stagionales des antincendiu desu Monte Ortobene. Este un risultato de importo considerao sostempor de oie e considerando che isos precarios nugoresos in servizio in Nugor in sente forestas sono de che 8, nata s'assessore Sanna. Si spera este chi commente capitat in totus os comuner desa Sardigna ove bata cantieri forestales si diatas a prioridade a si stabilizzazione des residentes in su comune de Nugoro, una richiesta precisa Sanna che deve essere ligata su consideru chi atas amministrazione nostra pro si sviluppo de su monte che deve essere ligato a sa gestione ambientale forestale des Ortobene. S'assessore Sanna ammenta che su comuner mandanda da innanti si paris assente forestas fainas a prosa gestione e sa valorizzazione des orzassol forestales e de ZPS e in cust'ambito concluiti Sanna contammusu che in su venidore si podano stabilizzare vinza sossestra balladores e chi abbarran fora, dande vinza sa opportunità de novar de traballo a terorzovano nugoresoso. A pustir desos problemas caionaos da esa riqualificazione desos terrenos agriculos, che aia bloccao su pagamento desos premios comunitarios u batano barbonas prosos operadores desu settore. Alludare eschi restes col diretti Sardigna, sono in arribo di fattisi più de 6 milioni de euro prosos anticipos PAC e 9 desu PSR prosu benessere animale. Sor decretos 7 e 8, firmaur l'unisi, iscrivetes a sozio agricolo, dana su via libera s'anticipu PAC prosos terrinos a pasculu, chi vini bloccausi settande esos calculos o desammissibilidade desa superficies secondo su garrigu minimu de pasculu. Calculu che si depia concluire su 31 de Nadale, ma che grazie a su traballu nostru, sichitis a col diretti e sti stau anticipau de un mese. Sorduor decretos fa che n'arribare in Sardigna più di 1.600.000 euro, de partire in Battomizza, sescentor 49 aziendas. Sa provincia che in de detais plus profetto escussa de Nugoro che in più de 15 milioni e 80.000 euro pro 1.889 aziendas. Itinerari del gusto. Estesa manifestazione ammaniata da Esassoziu Strada del Vino Cannonau in Sex Mercao de Prata Mameli, una dia entrega dedicata a sa tradiziones enogastronomica de su territorio, ove su protagonista este su vino Cannonau, si storia sua, su presente. Cropao però a uno scanto ormanicoso, fattor da esormastro de cucina de ristorante de su territorio. Su programma desa manifestazione l'ana presentao Custumanzano in sintesi di una conferenza stampa, presentese Lino Vancello, presidente dell'Assozio, e Nicola Collias, vicepresidente. Un riguardo particolare a essere prosor giovanos, che in due appuntamentos, uno prosos studenter desa superiores e in curu deseno gastronomo Tommaso Sussarello, sateru dedicau a sospizzinor desas elementares, un laboratorio de pasta frisca, cariande, fatto da esu mastru de cucina Silverio Nanu. Sa sommelier Giuliana della Longa in Bezzese a taffachere tastare battorbinoso.
A bortedie, ser mastror de cucina nugoresos hanno presentato un menù de manico localese, macarrone scravaor de castanza, suppa de attonzu, riso a su cannonau, fonduta de casu e de berbecche, tottu accumpanzau dai su vinu de La Strada del Vino Cannonau. Un programma de primore che è andata da esa tragedia sa commedia, che in attori importanti e che incarchi spettacolo de danza puru. Este su chi propone tesi stagione de danza e de prosa 2025-2026 chi succeda che su circuito multidisciplinare de Sardegna a Tamaniao in su Teatro Eliseo. Su programma completo esti stato presentato costumanzane in una conferenza in stampa fatta in municipio in Nugoro. Fini presentes es assessore a sa cultura Sebastian Cocco, su presidente de Succedac Antonio Cabiddu, su direttore artistico Valeria Ciabattoni. Sata a cominciare su 21 di aprile del 2006, che in una commedia de Paul Portner, Forbici e Follia, che in sos attores Michela Andreozzi, Max Pisu, Nino Formicola e Nini Salerno. Sata colare desa commedia a sa tragedia de Shakespeare, Chin Otello. Ma beste vinzas a Teresa Mannino, Chin sono nate il 23, e i suoceri albanesi, Chin Francesco Pannofino e Emanuela Rossi. Sardegna Teatro a ta proponere incendi, a tattancare su programma Matti da slegare Chinenzo Iacchetti e Giobbe Covatta. De primore finza si stagione de danza che a cominciare su 28 de Natale chin Cenerentola de su Royal Ballet of Moscow. A nassichire in frevario Magic Shadow chin sa tradizione de su teatro de Sasumbrasa. In martu Tango Zotto Tango chin Miguel Angel Zotto, uno de sos artistas prurmannoso de questa forma artistica, pro tancare chin su balletto chin Romeo e Giulietta ispirau a Shakespeare.